Un festival per tutelare i consumatori, come somma di un percorso che punta a impedire al cittadino di incappare in truffe, di cedere ai tranelli. È capitato a Padova in fiera, durante i giorni della Kermesse Casa su misura. Tanti gli stand in una grossa porzione di padiglione, che per un weekend ha visto tutte le realtà del settore riunite sotto un unico tetto, pronte per 3 giorni a dispensare consigli e opinioni. I temi sono tanti e riguardano tutti e tutte le tasche. Il materiale informativo va così a corredo del supporto e l'azione degli operatori, attivi nei loro uffici quanto lungo strade e luoghi del Veneto. Noi abbiamo 60 sportelli nel Veneto, affrontiamo tutte le tematiche che riguardano la tutela dei consumatori e nell'ambito del festival portiamo la nostra esperienza, la nostra disponibilità a sentire i consumatori che frequenteranno questo stand e di conseguenza mettiamo a disposizione la nostra disponibilità affinché i consumatori siano più avveduti e responsabili negli acquisti intanto e poi nei limiti del possibile anche per risolvere i problemi dei contenziosi che possono insorgere tra i cittadini e le aziende fornitrici di servizi. Per stimolare anche l'interesse e la partecipazione dei cittadini, voi come vi orientate? Ma ovviamente l'informazione è fondamentale, questa iniziativa costruita insieme con la Regione Veneto è un momento importante perché ci consente di avvicinare nuovi soggetti, nuove persone e soprattutto di mettere in evidenza le opportunità che le associazioni di consumatori mettono a disposizione dei cittadini, per cui ci pare un'occasione importantissima. Sicuramente i servizi a rete sono quelli maggiormente oggetto di attenzione. Per servizi a rete si intende luce, acqua, gas, telefono ed elettricità. Poi sicuramente i consumatori guardano con molta prudenza e attenzione anche i servizi bancari e finanziari, che forse è il secondo titolo sul quale si concentra la maggiore attenzione, per ovvie ragioni, a maggior ragione oggi che siamo in presenza di una crisi importante per cui mutui, conti correnti, finanziamenti e così via. La presenza in fiera serve anche a mostrare casi eccezionali di contraffazione. Si guardi ad esempio questo Valpolicella in scatola, da preparare in garage, con sacche di liquidi che paiono di plasma e bustine varie, tra cui addirittura piccole schegge di quercia per dare il tono barricato. Ne parla ancora Hermes Coletto. Questa è stata una bella iniziativa dell'assessorato che ha riportato l'attenzione su una questione che riguarda la sofisticazione alimentare, che è un tema drammatico perché il tarocco c'è una sorta anche di complicità spesso tra cittadini e venditori, ma quando si va a manipolare, a sofisticare gli alimenti ci va di mezzo la salute. Per cui l'attenzione che la Regione sta ponendo su questo tema è fondamentale, così come noi del resto che facciamo verifiche, indagini e tentiamo di convincere anche i cittadini a stare attenti rispetto a questo fenomeno, perché non sempre porta benefici, spesso, anzi molto spesso porta con sé danni, a volte anche irreversibili. Le realtà legate al movimento dei consumatori si muovono in molteplici direzioni, spesso intercettando diverse fasce di età. Il contributo è quello di innanzitutto informare riguardo le problematiche riguardo al consumo, quindi per un consumo critico, consapevole è lo slogan, diciamo. E il contributo invece che ultimamente Lega Consumatori sta portando è riguardo ai giovani, cioè andremo infatti nelle scuole a parlare ai ragazzi per poterli informare su quelle che sono le problematiche riguardo al consumo, quindi le garanzie, la pubblicità ingannevole, tutto il discorso della contrattualistica, fare bene attenzione, ecco. E quindi molto sul cercare di far conoscere le problematiche e a chi appoggiarsi. Appunto come singoli non si riesce molto a far valere i propri diritti, invece appoggiandosi a un'associazione dei consumatori è possibile avere un po' più forza. Ecco. Secondo te il livello di informazione nei giovani com'è? Non troppo elevata, però tramite appunto eventi del genere secondo me è molto... ci si può far conoscere, ecco, e soprattutto si possono fornire degli strumenti che altrimenti uno proprio non saprebbe, quindi è veramente molto utile eventi del genere.
Ma non soltanto in fiera si è parlato di consumo consapevole e di lotta alla contraffazione. Di particolare effetto è stato il processo simulato rappresentato nell'ala egiziana della Sala Rossini al Pedrocchi. Una violazione di alcune norme penali con riferimento specifico alla detenzione dalla vendita di cose con marchio contraffatto, un vero e proprio processo alla truffa. Il processo, che ha visto come protagonisti il magistrato Antonio Foiadelli, il pubblico ministero Cino Cecchini e l'avvocato Franco Tosello per la difesa, ha riguardato il caso di una vendita di occhiali le cui caratteristiche, secondo l'acquirente, erano diverse da quello che ci si poteva attendere, un prodotto, insomma, ritenuto un tarocco. Quest'anno, nel 2012, mi sono recata a Milano per un master universitario e accidentalmente questi occhiali mi sono caduti. Si è scheggiata la lente sinistra di questi occhiali e pensando di fare una cosa giusta mi sono recata proprio lì a Milano dal concessionario. Lo scopo dell'iniziativa è sostanzialmente didattico e orientato alla formazione di ogni corpo di polizia che può svolgere attività di accertamento di reati. Il modus operandi nella cognizione della notizia di reato e di assicurazione delle fonti di prova sono assolutamente cruciali e legati a molteplici forme e garanzie, la cui pur involontaria inosservanza espone a vari rischi di nullità processuale. Tali nullità, se ritenute sussistenti, finiscono con il frustrare l'impegno degli operatori di polizia giudiziaria. Io ho citato e continuo a citare quando sono in queste occasioni l'articolo 326 del Codice di procedura penale che parla dell'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria allo scopo di sottolineare che si tratta di un rapporto indissolubile che deve essere costruito, che deve tendere all'acquisizione della notizia di reato, alla repressione dei delitti attraverso un'opera su piani che sono con funzioni diverse ma che devono cooperare in quanto diretti a un unico scopo, che è quello della più efficace applicazione della legge e quindi della più efficace tutela dei cittadini. Questo è il punto. Quindi io chiederei, così è un auspicio, io ormai sono fuori dei ruoli, però continuo a dire e a credere alla necessità della cooperazione, del coordinamento, del reciproco suggerimento e non ho mai creduto, e meno che mai credo ora, alle logiche della separatezza. Io sono di qua, tu sei di là. No, abbiamo un fine comune, lavoriamo assieme. Diamoci reciprocamente dei consigli. La simulazione del dibattimento pubblico, dove vengono normalmente sollevate e discusse le eccezioni, così è stata fondamentale per evidenziare i rischi relativi, suggerendo agli addetti tutte le precauzioni e i suggerimenti necessari affinché ci sia una scrupolosa quanto utile osservanza dei vari adempimenti durante l'intervento repressivo. Serve sicuramente per le forze dell'ordine, sicuramente perché soprattutto poi la polizia locale non ha una grossa dimestichezza con le aule di giustizia. Per cui vedere cosa succede in un dibattimento permette a questi operatori di essere sempre più attenti nella redazione degli atti che vanno a compiere quando lavorano in materia di polizia giudiziaria. Ahimè, servirebbe anche ai cittadini, perché molto spesso situazioni penalmente rilevanti vengono dibattute in sedi che non sono i tribunali. E si fanno filippiche sulle questioni sulla colpevolezza o meno di cittadini senza conoscere quelle che sono le regole stringentissime del processo penale. Una cosa è parlare in un processo penale, un'altra cosa è vedere una trasmissione televisiva. Oggi avrebbe permesso a molti cittadini capire quanto è difficile per la polizia giudiziaria prima, per il pubblico ministero poi arrivare ad una sentenza di condanna nei confronti di un cittadino che ha commesso un reato. Questo è importante anche per il cittadino che ovviamente si trova nella spiacevole veste di imputato, perché ovviamente ha delle garanzie che permettono di evitare errori giudiziari. Ma questo deve professionalizzare sempre di più la forza di polizia. E questo sarebbe bene che fosse capito dal cittadino, che invece molto spesso si lascia coinvolgere da queste trasmissioni che a volte danno l'idea che Tizio è colpevole e innocente, indipendentemente da quello che poi avviene nell'aula di tribunale. E oggi lei ha visto quanto è difficile per un processo banale, poi alla fine oggi era un processo banale, immaginiamo per processi molto più pesanti.
Il processo alla truffa diventa così preambolo per un progetto formativo legato alla contraffazione. 32 ore di lezioni articolate in 8 giornate per i vari corpi di polizia, dove oltre alla parte teorica verranno proposte analisi di casi reali appositamente selezionati. Chiave di volta io credo che siano questi corsi qui che danno una maggiore preparazione, ma soprattutto dove ci siano dei modi di confrontarsi come questo in una simulazione di una determinata attività di polizia o soprattutto di un processo, perché in questo modo hanno la capacità di confrontare e di verificare la propria preparazione e di esaltarla ai livelli più importanti. Noi abbiamo bisogno di avere forze di polizia che sanno il loro mestiere, che lo fanno con grande attenzione, con molta abnegazione, perché l'utilità è dei cittadini, che siamo noi. Le 3 giornate del Festival dei Consumatori, tuttavia, non hanno soltanto parlato di repressione di truffe, di atti delinquenziosi e di contraffazione. Guardando al futuro, infatti, la prospettiva è quella di arrivare ad una educazione generale verso la sostenibilità, come quella rappresentata dal progetto Eco Course, presentato dall'assessore all'ambiente del comune di Padova Alessandro Zan e dalla responsabile del progetto Daniela Luise. Nella teoria, che vuole già da domani diventare pratica, i condomini che affollano le nostre città devono diventare un luogo di aggregazione che può stimolare azioni collettive in grado di contribuire al benessere ambientale e sociale. Il progetto, così, punta a razionalizzare i consumi di acqua ed energia e a ridurre la produzione di rifiuti. Crescere, insomma, fondamentalmente come comunità, con l'attenzione per le cose che ci circondano e il rispetto delle aree comuni. Crescere come comunità grazie all'aiuto e all'appoggio di associazioni, enti e realtà che possono rivelarsi fondamentali per non cedere a dettagli che possono apparentemente sembrare banali.